Ritrovati da Marco Angileri, benvenuti a F Motori, il magazine settimanale del motorsport in Friuli Venezia Giulia. Siamo partiti con le spettacolari immagini di Rally Chuck dal mondiale VRC in Sardegna dello scorso fine settimana. In questa nuova puntata, nella prima parte, ospite Matteo Bearzi di Carnia Pistons per parlare della fase organizzativa del Rally Valli della Carnia, l'evento valido per la Coppa Italia di zona che andrà in scena il 2 e 3 luglio con Ampezzo, cuore pulsante della manifestazione che dopo le restrizioni causa pandemia sembra destinata a riconfermare il successo del 2019. Poi nella seconda parte assieme a noi ci sarà Mario Volpe, il presidente del comitato regionale della Federazione Motociclistica Italiana. Assieme a lui faremo il punto sull'andamento più o meno a metà stagione dei campionati motociclistici in Friuli Venezia Giulia. Siamo con Matteo Bearzi, manca meno di un mese all'evento rallistico, il Rally Valli della Carnia. Come sta andando questa fase di preparazione alla gara? Diciamo che questa fase è quella più focosa, dove la burocrazia sta andando a termine e le prime iscrizioni stanno arrivando. Stiamo definendo un po' tutto quello che sono i dettagli che poi alla fine fanno la differenza per quanto mi riguarda, quindi siamo in full immersion. Avete dato 130 come numero di iscrizioni massima, questo dovuto anche al fatto che volete soddisfare un po' tutti, immagino, sotto l'aspetto della logistica. Sì, diciamo che come regolamento non dovrebbe esserci un punto massimo di iscritti, però noi per riuscire a fare tutte le cose ben fatte abbiamo deciso di tenere 130, anche perché gli spazi sono un po' limitati in quello che è Ampezzo, soprattutto per l'assistenza, quindi vogliamo dare la possibilità a tutti di fare una gara bella e fare una gara completa anche agli ultimi equipaggi che partiranno, quindi questa è la nostra scelta. Si ritorna nel format pre-Covid, quello che prevede un sabato sera con una prova spettacolo, con un doppio passaggio. Lì il paese di Ampezzo si stringerà e stringerà pubblico, piloti, in un rally che vuole ritornare a quello che era il pre-Covid. Sì, il 2019 è stata l'edizione di maggior successo per quanto ci riguarda e quindi abbiamo deciso di ripercorrere un po' quella che era la linea guida di quell'anno, e quindi abbiamo 2 tappe. Un sabato sera con 4 prove, la domenica con 5 prove, e stiamo vedendo che ai piloti piace questa formula, anche perché il fascino della notte, abbiamo 2 prove di notte, quindi piace molto, a me personalmente piace molto, quindi anche se non correrò, però secondo me sarà un successo. Detta della Voltois, andiamo un po' a svelare quelle che saranno le altre prove. Sì, diciamo la Voltois è chiamiamola prova spettacolo, anche se è proprio una prova vera e propria da 2,2 km. Poi fatta quella andiamo nell'abitato di Avaglio per fare l'Avaglio Villa Santina, che è una prova inedita, forse è stata fatta un anno negli anni 80 ma non mi ricordo. Questa prova è tutta in discesa di 4,5 km, e quindi anche i piccoli potranno dire la loro, e il giorno dopo magari riuscire a partire avanti nell'ordine di partenza, perché si partirà a ordine di classifica, quindi questo è una cosa che ai piccoli piace molto. Hai parlato prima del grande successo dell'edizione 2019, non sarà facile fare ancora meglio, perché ormai piloti, il pubblico si aspetta molto da voi. Sì, difatti ogni anno bisogna alzare un po' l'asticella, però anche quest'anno ci saranno delle novità, ci saranno delle cose che abbiamo fatto anche in quell'anno, tipo lo spettacolo pirotecnico o la festa che ritorna in piazza e non più nel Rally Village, nel campo sportivo, quindi secondo me se il tempo ci assiste sarà un grosso successo. A tuo avviso gli humor quali sono come partecipazione, come piloti di punta? Ma diciamo che il sentore è buono, anche perché a oggi sono più di 50 iscritti e l'anno scorso allo stesso periodo, dopo qualche giorno, eravamo 25. I nomi, c'è già qualche bel nome che si è iscritto, quindi per me stiamo andando sulla via giusta, poi speriamo che i piloti apprezzino e vengano a correre anche da noi. Quanto ti costa a te non poter correre una gara che hai creato, la tua gara che è nel cuore?
Mi costa tanto, ogni anno sono emozionato, però mi fa piacere che abbiamo sempre dei complimenti da parte di tutti, quindi questo è quello che ci fa andare avanti sempre di più e sperando sempre di fare meglio, di entrare magari in campionati maggiori, ma ormai la Coppa Italia ce la siamo stabili in questo campionato e quindi andremo avanti così sulla nostra. Anche perché quelli che sono poi i responsi post gara parlano sempre di un rally ad alto livello nel contesto appunto italiano. Sì, abbiamo sempre delle ottime valutazioni da parte degli addetti ai lavori e da parte dei partecipanti e degli spettatori, quindi diciamo che la cosa funziona come la stiamo facendo, abbiamo un bel giocattolino, è un peccato magari non sfruttarlo, però noi andiamo avanti sulla nostra strada. Non si può dire però che la stagione sia iniziata bene, realisticamente parlando per te, 2 ritiri sia al Piancavallo che poi in Valle d'Aosta, però la terza sarà quella buona. Sì, quest'anno è partita un po' male, non mi era mai successo in 20 anni di ritirarmi in 2 gare consecutive, ma vediamo, dalla prossima sicuramente sfatteremo questa sfortuna e sicuramente faremo del nostro meglio per fare anche un ottimo risultato. Adesso... Hai scelto una vettura, la Clio Gruppo A, che è una signora, però essendo un po' datata, ahimè in alcuni casi può succedere che ti lasci a piedi. Difatti, come hai detto tu, è una signora anziana che però va forte e allora bisogna cercare di non tanto maltrattarla, quindi dobbiamo un po' cambiare lo stile di guida magari, però vedremo il futuro come va. Per quanto riguarda la gara di casa, Carnia Pistons, grosso modo quanti equipaggi schiererà? Allora, oggi proprio facevo un conto, saremo in forze, per ora siamo circa 16 equipaggi, quindi è un bel numero e speriamo anche della Coppa Scuderia, perché a me come presidente mi farebbe piacere portarla a casa per fare una gran festa fra tutti noi, anche se non la portiamo la festa la facciamo lo stesso. Con 16 equipaggi diciamo le possibilità sono buone, ma non è che dopo tutti sono a correre e pochi a dare una mano, visto che con 16 equipaggi sono parecchi in gara. Ma diciamo che la scuderia è divisa abbastanza in 2, quindi c'è la parte di equipaggi e la parte degli amici che ci danno una mano, siamo una ventina di noi e siamo veramente affiatati e tutti non si tirano indietro, se c'è da fare qualcosa lo fanno. Difatti io li ringrazio proprio pubblicamente, perché senza di loro questa gara non si farebbe e soprattutto anche senza l'aiuto delle amministrazioni locali. Rally Valle della Carnia è sicuramente un esempio virtuoso in cui anche un investimento pubblico che c'è genera un indotto importante, muove veramente l'economia di un paese e non solo, perché immagino che le presenze alberghiere vadano al di fuori di Ampezzo. Sì, difatti devo ringraziare la Regione per l'aiuto che ci dà e anche i comuni che ci danno degli aiuti economici e fanno a gara per avere qualche prova nel loro territorio e diciamo che l'indotto c'è, perché a un mese dalla gara quasi tutti gli alberghi sono pieni e le 2 vallate sono piene, bisogna già andare a Gemona, quindi diciamo che riempire gli alberghi per 3 giorni non è male. Un pensiero poi a quello che sarà il futuro, chiaramente ospitare ancora il team Toyota VRC non sarà facile, perché tutto dipenderà poi da quelle che saranno le prove, i rally, però è stata comunque una grande soddisfazione non solo loro, anche Skoda, perciò è stato veramente l'anno passato un anno da incorniciare anche sotto quell'aspetto. Sì, è stato da incorniciare, è stato per noi un premio, perché vuol dire che lavoriamo bene e le strade permettono di fare questi test e anche le amministrazioni locali che appunto, come dicevo, ci stendono il tappeto rosso e ci fanno fare un po' quello che vogliamo, sempre nei limiti del regolamento, e speriamo quest'anno che tornino a fare questi test, ma tutto dipende un po' dalle gare che fanno su asfalto. Tornando invece a quelle che saranno le prove spettacolo, anzi la prova spettacolo, poi le altre PS della domenica, il tuo consiglio da pilota per il pubblico qual è? Ma diciamo che tutte le prove sono belle. Quest'anno la domenica abbiamo deciso di fare la Lauco Fusea giù in discesa fino a Casanova, che anche questa era una cosa che da 20 anni che non succedeva, con dei tornanti in discesa spettacolari, quindi lì il pubblico apprezzerà le gesta dei piloti, ma anche sul Duron quest'anno lo abbiamo fatto nuovo e partiamo dalla piazza di Paolaro, che di solito quando organizzi un rally cerchi di non coinvolgere il paese, invece Paolaro ha insistito per avere la prova che parte in piazza e noi abbiamo accontentato. Sicuramente lì sarà uno spettacolo per tutti. Ne vedremo delle belle. Ne vedremo delle belle e speriamo che il tempo ci aiuti.
In collegamento assieme a noi c'è Mario Volpe, presidente del comitato regionale di Federmoto. Buonasera. Ciao a tutti. Dunque, Presidente, facciamo un po' il punto, siamo grosso modo a metà della stagione, partita a febbraio-marzo, perciò facciamo un po' il punto di quelle che sono soprattutto i risultati organizzativi nella stagione 2022 delle gare che si sono svolte in Friuli Venezia Giulia. Sì, diciamo che la stagione è partita bene, molto bene, in particolar modo nell'enduro, che poi è un po' la specialità, come dico da sempre, un po' più principe della nostra regione. Ma devo dire bene anche il motocross, bene anche le attività promozionali, anche se all'inizio qualche fuoco d'artificio, adesso ovviamente essendo subentrati i campionati si sono un po' raffreddate, però insomma ci sono delle prospettive buone anche per l'attività promozionale e anche per l'attività giovanile. Sicuramente è una regione molto viva sotto questo punto di vista. Hai parlato di enduro prima, ci sono state un po' di modifiche nel calendario, tra l'altro a fine giugno mi sembra ci sarà l'appuntamento proprio organizzato dal Motoclub Pedemontano con così un pronti via in tempo record. Guarda, come ha detto anche il promoter e come ha detto anche il presidente del Motoclub Pedemontano, Cipollato Bruno, sicuramente è una sfida, perché riuscire a subentrare a un calendario in corsa a 30 giorni, un po' meno di 30 giorni da una gara, fare una gara d'enduro in 30 giorni, tutti coloro che ne organizzano sanno esattamente che è veramente una sfida. Però credo di poter dire che ci stanno riuscendo. Anche oggi mi sono incontrato col gruppo dei ragazzi che stanno organizzando e c'è anche il rischio che venga veramente una bella gara, quantomeno con 2 prove speciali belle e impegnative. Adesso stanno lavorando veramente tutti i giorni e per fortuna c'è qualcuno che è a casa anche, come dire, in età pensionabile, quindi come tutte le cose in Italia funzionano così, o con gli alpini e con i pensionati, però devo dire insomma che si stanno dando parecchio da fare, sono molto fiducioso, ecco. Dunque c'è stata anche la bella novità, parlando sempre di enduro, con l'ingresso di un promoter tra l'altro dal pedigree importante, con un bagaglio di esperienza veramente notevole per tanti anni, il promoter appunto del campionato italiano, gli assoluti d'Italia e non solo, che ha portato un valore aggiunto importante sia nell'immagine generale e poi anche sulle strutture importanti nella logistica. Questo è sicuramente un punto a favore di un campionato che è cresciuto anche grazie a questo. Sì, sicuramente avere per la prima volta un promoter, e tra l'altro che promoter, come giustamente sottolineavi tu, di quel tipo, di quel livello, sicuramente ha spinto tutti i motoclub a fare ancora di più rispetto a quello che hanno sempre fatto, perché io gli ho sempre fatto i complimenti, so quanto è difficile organizzare, ma so anche che in Friuli Venezia Giulia le cose si fanno un pelino più che bene. E quindi sicuramente l'avvento di Tony Mori con tutta la sua struttura, di Monica, di Maxim, effettivamente ha dato un'immagine da un campionato di livello superiore, e credo di poter dire che è anche una cosa gradita, perché la partecipazione nelle prime 3 gare è stata di 230 piloti, uno più uno meno, tutte e 3 le gare di fila. Quindi sicuramente è importante, perché non dimentichiamo è un campionato regionale, quindi è la base dello sport, se vogliamo. E qui mi leggo con una domanda, perché da uomo di comunicazione ho sempre pensato che il campionato di Veneto fosse un valore aggiunto. Purtroppo c'è stata questa decisione di toglierla, con ragioni o meno da entrambi le parti. Chiaramente ritengo io personalmente che magari per un pilota correre il Triveneto sia un qualcosina di più prestigioso vincendolo. È chiaro che poi bisogna fare i conti, immagino, anche con tante altre situazioni, ma cosa è successo più o meno? Ma guarda, in realtà non abbiamo mai voluto cancellare il Triveneto. Io ho detto ai miei colleghi delle altre regioni che volevo semplicemente riavere il mio campionato regionale, cioè il campionato del Friuli Venezia Giulia, e non un appendice di un campionato interregionale, perché bisogna anche essere chiari nelle cose. È vero che la partecipazione di altri piloti di altre regioni alza il livello, sicuramente, sotto l'aspetto qualitativo quantomeno dei primi, senza dubbio. Poi però c'è anche da dire che c'è il rovescio della medaglia, che un numero esagerato di piloti mette in difficoltà il motoclub, fa sì che le gare non siano qualitativamente buone o quantomeno come ci si aspetta, e poi bisogna essere chiari con i piloti. I campionati titolati
della Federazione Motociclistica Italiana sono il campionato regionale, il campionato italiano e poi si va ai campionati europei. Quindi un campionato interregionale, seppur di livello superiore perché c'è il pilota più bravo, eccetera, eccetera, non crea comunque un titolo. Cioè se uno va a vedere negli annuari non troverà mai il campione Triveneto. Poi la motivazione per cui è nata il Triveneto, e vorrei fare anche un'altra puntualizzazione, nel 2009, quando io sono diventato vicepresidente insieme a Giuliano Gemo, il Triveneto se l'ha inventato Giuliano Gemo, quindi su questo gli va Certo, dato questa è la storia. Perché se l'ha inventato? Esatto. Perché se l'ha inventato? Perché c'era una necessità di unire le forze per creare un numero sufficiente di piloti che permettesse al motoclub di avere un po' di corpo, un po' di sostanza. Parliamo fondamentalmente di numero di iscritti e quindi di soldi. Ora, quando questo non c'è più, forse bisogna concentrare maggiormente l'attenzione Triveneto su quelle specialità dove ancora l'unione fa la forza. Ma oggi, con i problemi ambientali, con le immagini che purtroppo per colpa di pochi non riusciamo ad avere in modo positivo nei confronti di tutto il mondo, sempre più proteso verso l'ambiente, non possiamo più fare gare con 400 piloti. Beh, diventerebbe prestare un po' agli attacchi degli ambientalisti, che forse avrebbero anche ragione in certe situazioni esagerate, questo sì. Ma e poi, guarda, ti dico la verità, quando abbiamo discusso questa cosa, non abbiamo detto non vogliamo il Triveneto, noi vogliamo il campionato regionale. Abbiamo anche proposto al Veneto, al mio collega Andrea Girardello e ai suoi collaboratori, la possibilità che loro venissero a correre nelle nostre gare facendo la classifica del Veneto, quindi nessun problema. È chiaro però che prima di tutto viene il campionato regionale. Io sono un presidente di un comitato regionale, io devo lavorare per la mia di regione. Poi se posso dare una mano agli altri ben venga, ma di sicuro prima di tutti c'è il Friuli Venezia Giulia, essendo io il presidente di questo comitato. Se fossi il presidente di un altro comitato penso che farei lo stesso ragionamento. Presidente, parliamo dell'attività di base, fondamentale perché la nostra regione ha sempre avuto così tanti giovanissimi che approcciavano in genere lo sport, soprattutto mini cross e mini enduro. Come sta andando avanti? Vedo che comunque vi state organizzando. Sì, allora diciamo che la struttura c'è e anche le iniziative. Adesso c'è un centro estivo che sarà nella pista di Cordenos, nel crossone di Cordenos, dove ricordiamo c'è sia la pista di motocross, sia un percorso di enduro, sia un percorso da fettucciato. Quindi sicuramente ci sono più tipologie e permette ai ragazzi, agli istruttori e ai tecnici di avere un po' tutto a disposizione. Quindi è chiaro che l'attenzione sui giovani c'è anche da parte, devo dire, dei team, perché non dimentichiamo che abbiamo alcuni giovani del Friuli Venezia Giulia che corrono con dei team al di fuori della nostra regione e stanno facendo dei bei risultati. Per noi, lo ripeto sempre, a partire dagli anni del mini enduro, la specialità principe in Friuli Venezia Giulia è quella. Poi è chiaro che stiamo cercando e stiamo spingendo anche nel motocross, per cui avremo, mi auguro, a brevissimo delle importanti novità, perché comunque è vero che non abbiamo la collina, la montagna o la discesa da usufruire con le moto, perché geograficamente ce l'abbiamo, però insomma stiamo cercando di lavorare anche lì. Ci sono dei bravi coordinatori che lavorano molto in silenzio, non si prestano ai social, non si prestano a polemiche e devo dire alle volte anche a cose poco utili, ma lavorano veramente sotto traccia e lavorano molto. Beh, anche come motocross mi sembra che i risultati di questo inizio del campionato siano più che soddisfacenti come partecipazione. Sto vedendo almeno dei numeri. Sì, sicuramente i numeri ci sono. Devo dire che il motocross, a differenza dell'enduro, che sicuramente, come sottolineavi tu col promoter, ha fatto un salto importante, deve ancora fare questo salto. È chiaro che i numeri ci sono e proprio con una base che sono i numeri adesso bisogna puntare un po' di più alla qualità, bisogna cercare di aumentare le piste, che era una delle cose che stiamo cercando di fare, e anche della qualità che viene offerto poi in pista al pilota, perché comunque è vero che c'è un campione, ma ce n'è uno sugli altri restanti, tutti gli altri vengono per passione e anche per divertimento insieme alle loro famiglie, figli, amici, quindi deve essere un ambiente sereno e sportivamente sano, come credo ancora attualmente sia. Poi c'è lo Speedway che comunque continua ad esprimere un alto livello, a livello appunto italiano. Questo è importante, quello che sta facendo e continuerà a fare il Motoclub Olimpia di Terenzano.
Guarda, io l'ho già detto al presidente del Motoclub Olimpia, Pierpaolo Scagnetti, se in Italia esiste ancora lo Speedway, insomma credo che tutto questo movimento deve ringraziare il Motoclub Olimpia, perché senza il Motoclub Olimpia oggi lo Speedway non esisterebbe in Italia. Sicuramente è uno sforzo notevole, perché sembra di no, ma quando vai a vedere una gara di Speedway e poi a piedi cammini lungo il percorso, e quindi la pista, l'ovale, e insomma, a vederlo da fuori è un discorso, a vederlo da dentro ti rendi conto che non è facile nemmeno lavorare una pista da Speedway, quindi sicuramente l'impegno che ci mettono è notevole, considerato poi che i numeri anche a livello nazionale sono quelli che sono, insomma, tanto di cappello. Bene Presidente, l'augurio ovviamente di buon lavoro da qui a fine stagione, perché gli eventi sono ancora diversi, ovviamente in bocca al lupo a tutto il comitato regionale che presiede appunto di Federmoto Friuli Venezia Giulia. Io ti ringrazio, ma volevo aggiungere anche un'altra cosa. Domenica scorsa, se non ricordo male, no, 2 domeniche fa, c'è stata una prova del trofeo Nord-Est di Trial, perché un'altra attività che il comitato regionale vorrebbe spingere, e ne parliamo spesso con il Motoclub Carnico, con il Motoclub Hard Track e anche con qualche altro appassionato, è il Trial, perché la nostra potrebbe tranquillamente essere una regione del Trial. 2 domeniche fa la gara a Paluzza organizzata dal Motoclub Carnico è stata veramente una bella gara, anche impegnativa, anche secondo me di livello superiore rispetto a un trofeo interregionale. Te lo confermo, sì, infatti. E devo dire che sono stati veramente molto molto bravi. Sicuramente meritano attenzione anche per l'impegno che ci mettono, perché anche quella è una specialità un po' di nicchia, che però secondo me con un po' di benzina sulla fiammella potrebbe veramente incendiarsi. Grazie, buona serata. Grazie a te, ciao, buonasera a tutti.